Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera al Pala Hockey di Forte dei Marmi la 20ª giornata del massimo campionato di Serie 1 hockey su pista per la stessa stagione 23-24. Si affrontano in quello che è un classico oramai degli ultimi anni, Centro Poci Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi contro l'Amatori Vasken Lodi. Tozzi che tenterà subito e infatti è così lo scarico, la difesa di Ambrosio, la pallina però è ancora il gol di Fernandez, la sblocca dopo 12 secondi Lodi. Netti trova il varco, finta il tiro, la piazza al centro per il raddoppio, sempre di Fernandez, una palla spizzata male dal Forte dei Marmi. Dopo un primo e 50, 2-0, lo trova in Galbas, ancora Galbas che si accentra per i Pignazar al centro, con Bagno, la butta dentro di prima intenzione, grande azione all'indietro per Galbas, da lì ai Pignazar, i Pignazar attraversa. Galbas ancora entra, finisce a terra, la sfera recuperata ancora da Galbas per Compagno, a tu per tu, il capo lavoro di Compagno, mamma mia, questo lo vogliamo rivedere da tutte le posizioni, alza e l'appoggia. Tozzi velocissimo in recupero difensivo, mentre rientrava ha portato via la pallina Ambrosio. Intanto è Compagno ancora per Ambrosio, lo squalo, parte secco e rivolta tutto, Federico Ambrosio a portare avanti pallina per il Lodi, la sfera recuperata, Ambrosio, il tiro e morde ancora lo squalo, è implacabile. Capocannoniere lo dimostra ancora. Galbas dietro porta per Torner, Galbas cerca di liberarsi per Chiccolossi, no, è il Pignazar, è Cisco, imbeccato stupendamente da un ottimo Torner, Cisco fa 5-2. Da parte per Ambrosio che se ne va fra due avversari, finisce a terra in area di rigore e c'è il blu a Grimalt. Tanto vediamo il rigore, il tiro e anche questa volta la para Porchera e accompagna ancora Galbas, il tiro di Joe Galbas quando mancano 10 secondi a scadere l'inferiorità. L'appoggio è per Compagno per Rossi, attaccato da Fernandez, resiste, la va indietro per i Pignazar, missile di Pignazar per Compagno, eccolo là, Compagno, 7-2, Compagno, questa volta siamo stati attenti e comunque continua a fare quello che vuole. Sì, vabbè, niente da fare, insomma, Forte dei Marmi è più forte, lo dimostra ancora. Probabilmente finisce in lo sarebbe momento stato con un Lodi al completo, ma sicuramente senza quei due giocatori ha avuto vita decisamente più facile.